Ministero e bentiatas a Novis. Dopo vecchiolto una mistura di sostanze stupefacenti stornando di un appuntamento in plan dal Chiavala e viglie di Madonna di Avost, dove i pordenonesi di Ventians sono finiti in terapie intensive per via di un'overdose. Ieri in un gruppo di 100 giovani, la prima a Sintissimal, e è stata una fantate. Da spoca ieri è entrata in coma in tal parco dall'ospedale si è buttato a tiere anche un amico e indaghe la questura di Pordenon. E van su a Sieti ricoverarsi in terapia intensiva per Covid in Friuli, Vignesi e Giulie e sono in dot sedis i nuovi infettati in tes ultimis 24 ore a fronte di 1146 tampons fats a so in più a pet di ieri i malas in terapia intensiva, 30 ricoverati in altri repars, non si registra in decessi, le persone in isolamento e sono là di su a 155. Accesso diretto, c'è prenotazione, partis, orari di queste, appuntamenti potenziati. Di voi anche in Friuli, Vignesi e Giulie. I fantaciusi in Fridodis e di Zebotans che vuole la vaccina anti-Covid avranno una corsia preferenziale, c'è che è disponibile a livello nazionale. Secondo il report dal Governo, su più di 85.000 adolescenti tra i 12 e i 19 anni, il Friuli Vignesi e Giulie ha avuto a manco la prima dose di vaccino, quasi il 40%, il 21% alle completate e il cicli. A pette di un numero imponente di controlli de bande de sforcis dall'ordine sono stati dome una ventina di sanzioni importanti in Friuli Vignesi e Giulie in fine de settimane di Madonna di Avost per manchiate rispetto alle normative anti-Covid dall'obbligo dal Green Pass. Due sanzioni sono arrivate in un locale di Lignan e in un bar di Sapade a Pordenone sanzionati dai clienti e il titolare di una sala slot. Stes bilanci anche per i controlli fatti in una sala slot di Trieste, in capitale giuliane sono stati indutti quindi le sanzioni, poi salaris. Di lunis ai 23 di agosto anche i turisti dal Plen per rientrare in Slovenia avranno di essi in possesso dal Green Pass e 12 cittadini foreste di passaggio, di FAT e varranno di essi munisti di certificazione verde. Per cui che non sarà chiattati in regola e prevedute una quarantena di disdis. Un incidente mortale in te mattinate di Madonna di Avost si è potuto Maurizio Casagrande, atleta del Reaction Triathlon di Pordenone. L'uomo, 44 anni, ieri da ora all'allenarsi in bicicletta in tal Belumat, fatale all'estate il squintri contro un Fiat Punto di luce di una calade sulla provinciale Vinchiabot a Tambre. Carencis igienici stiatadis in strutturis hanno portato i carabinieri dal NAS di Udin a provvedere due sanzioni di 2.000 euro ognuna in un camping di Lignane e in un'inte province di Gorizia. Sono stati scontestati altre irregolarità sul fronte della sicurezza in tal luogo di lavoro in altre strutture turistiche delle province di Trieste e Pordenone. Un uomo di 30 anni di giornalista è stato ferito ieri di sera a grau dopo essere stato colpito d'eliche di un natante. Alle succedute in zona dal Banco d'Orio, è stato trasportato in elicottero al Catinara di Trieste. Sempre a grau, calere si semiegge di webinare, un uomo è saltato in teaghe senza poi arrivare, tornare probabilmente per assunzione eccessiva di alcol. È stato un carabiniere che si è buttato in mare a salvarlo. Ploi abbondante, sparniciate e temporai forza a livello locale sono da ora arrivati sul Friuli, Vignesi e Giulie. La protezione civile ha mandato in mattinate sul TART un'allerta meteo zale per segnare le criticità che interesseranno la nostra regione fino a sbotte di domani di Binore. Gli alpis di Circuinte Ispiring, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, che ha in programma la riabilitazione dei soldati fusilati. Roberto Ciambetti ha presentato un progetto di legge che ha l'obiettivo di onorare i militari italiani che prima della guerra mondiale sono stati fusilati per non ubbidire agli ordini dai propri superiori. Alla Ciapat, per esempio, il Friuli Vignesi e Giulie Regione che in tal mai dal 2021 ha approvato una legge specifica sul tema. E alle redot per Osgnot si riviodendo domani a riviodisi e mandi.